Una volta essere in casa ti sentivi protetto. Adesso essere in casa non ti senti più protetto. Luigino Gionco è ancora scosso dopo quanto accaduto ieri sera intorno alle 20 nella sua abitazione in via Marche a Pero di Breda di Piave, dove vive con la moglie. La coppia è in casa, lui al piano terra, lei in bagno al secondo piano. È in questo momento che avverte dei rumori. La donna apre le tapparelle e il suono si fa sempre più forte. È uscita in terrazzo e ha visto questi due personaggi che saltavano la ringhiera, saltavano nel campo, e poi ha visto che erano in 3 che scappavano. E niente, dietro è tutto buio, quindi nessuno li ha visti. Le hanno lanciato addosso anche qualcosa, vero? Un pezzo di terra o un sasso, adesso penso un pezzo di terra che hanno raccolto, però non si sono fatti scrupoli a dire che era una donna. La coppia, passato lo shock iniziale, ricostruisce quei minuti. I 3 con berretto in testa sono saliti dal terrazzo sul retro della casa. Uno faceva leva, l'altro l'ha alzato, si sono appesi sulla ringhiera e sono saliti. Poi hanno tentato con cacciavite o qualcosa di aprire la controfinestra, e quello è stato il momento che mia moglie ha sentito i rumori. Incuranti della presenza di moglie e marito, hanno attraversato le stanze uscendo nel terrazzo fronte strada senza preoccuparsi di poter essere notati da qualcuno, vista l'illuminazione di un lampione posto proprio davanti al balcone. Non hanno più paura di niente, neanche se è in casa una persona. È questo che fa male. Oggi vi siete resi conto, anche sua moglie, del rischio che poteva correre? Eh beh sì, certo, a volte è meglio lasciar perdere che intervenire, quindi è andata bene, dai. I coniugi Gionco hanno chiamato i carabinieri che hanno perlustrato la zona in cerca dei 3 che nel frattempo probabilmente sono fuggiti attraverso i campi, facendo perdere le proprie tracce. Non è un bel vivere questo, ammette oggi il signor Luigino. Non c'è più la libertà che può avere una persona di dire: ok, stasera esco con gli amici, chiudo la casa. Ma i ladri avrebbero provato ad entrare anche in altre abitazioni tra via Caldelbrolo, via Coda e Vicinale Marche, dove i residenti hanno notato movimenti sospetti. Ho trovato strano che ho trovato una rete, non c'era dentro, per terra. Boh. E dopo ieri sera venne fuori da questo a Baladan. Ma queste zone negli ultimi mesi sono nel mirino dei ladri, sempre più spesso, senza scrupoli, in azione nonostante i proprietari siano in casa, come emerge anche dalle segnalazioni sulla pagina Facebook di Furti in Corso. C'è sempre la paura, Non è proprio un bel vivere.